Ho risposto. Sì, hai risposto e secondo me siamo ancora al punto che il mercato cresce da una parte, ma abbiamo un'utenza che non è sufficientemente matura, no? Cioè, Non si può, lamentarsi non è una strategia. no, Ma non dico di te, tu figurati. La mia non è Guarda una che io in fiera ti ho lamentela. visto con dei salami lunghi così, quindi piuttosto è come dire, una constatazione, sì. no? E c'è una selezione in atto, ma è ovvio. Ci abbiamo messo 50 anni per portare il mercato della sicurezza a quello che è oggi e secondo me in tutto ciò allora alcuni installatori o pseudo tali non sono cresciuti per niente, o forse fanno finta qui esatto, se serve, ecco. E in tutto ciò, sempre secondo il mio punto di vista di cui parlavo prima, ci siamo dimenticati dell'utente. L'utente che, attenzione, andrebbe distinto in l'utente passami professionale, no? Nel senso, quello che ha l'azienda, che ha il responsabile della sicurezza, che sa che cosa deve fare per fare sicurezza nella propria azienda, quello lo tiro fuori da questo ragionamento, no? Perché quello è l'utente evoluto, è l'utente che probabilmente già sa di che cosa ha bisogno prima che l'installatore vada a trovarlo. Quello che mi spaventa di più è sì, no, ok, più o meno, sì. Diciamo che ci ha lavorato, non ha subito un furto ieri per cui mettimi qualcosa. Esatto. Quello che mi spaventa maggiormente è proprio tutto quel sottobosco di clienti, utilizzatori finali. All'inizio noi abbiamo detto quello che non voleva fare nessuno. Chiamiamoli per nome, quelli che non voleva fare nessuno, nel senso che lì c'è, secondo me, posso usare il termine ignoranza, ma proprio nel senso che ignori. Esatto, nel senso che ignori, c'è un'ignoranza che purtroppo è sentita, è molto sentita, no? Si fa Ma gli argomenti, guarda che è un casino, c'è tanta roba. Però ci abbiamo messo 50 anni. Va bene, ma allora io dico che la sicurezza aumenterà sempre, no? Non è un fatto statico. Ma il fatto è che secondo me sta diminuendo. No, non sono d'accordo con te. Se tu guardi, allora l'informatica ha avuto un po' il sopravvento, quindi quegli aspetti lì vanno curati molto, perché se no diversamente, scusa un attimo, ecco, cioè non puoi pensare di esimerti rispetto ad approfondire anche quegli aspetti, devi conoscere, certo, sapere che cosa, però lo so, io forse sono un po' la mia deformazione professionale è l'ottimismo, no? Ecco. Quindi è chiaro che scommetto su un futuro dove non ci sarà soltanto un problema informatico, ci sarà un problema informatico e un problema anche locale, tutta una serie di cose che devono essere. Quindi secondo me il mercato cresce. Aspetta, provo a farti una domanda, vediamo se riesco a trasferirti quello che è il mio dubbio, la mia perplessità. Prego. Il mercato è cresciuto nel senso che sicuramente si fanno molti più impianti rispetto a 20 anni fa. Sì, o 30, sì.
da questo punto di vista il mercato è cresciuto, però Esatto. qui ti faccio la domanda, quanti di questi impianti, o meglio, quanti di questi installatori, quelli che fanno perciò questi impianti, che vanno ad installare questi impianti, sanno bene come funzionano le tecnologie, cioè quando vai dalla signora Maria e gli butti su 4 sensori, la semplifico all'estremo proprio, no? Sai quanti di questi installatori sanno esattamente che cosa rilevano e la domanda nascosta è: e quindi come si possono eludere quei rilevatori? Cioè, cosa gli metti in casa prima di arrivare alla sicurezza informatica che secondo me addirittura a volte non viene nemmeno presa in considerazione, ma la sicurezza fisica. Tu vai a montare questo impianto di allarme. Ok, come si fa un impianto d'allarme? 4 rilevatori. Questi 4 rilevatori possono essere, tu mi insegni, infrarosso passivo, doppia tecnologia con antimascheramento, microonda, ultrasuono. Ok? No, piano, guarda che gli ultrasuoni, non mi toccare gli ultrasuoni. No, ultrasuoni possono essere radar, e per radar, attenzione, apro e chiudo una parentesi, in mezzo ci va scritto FMCW perché l'infrarosso non è un radar, ma quanti conoscono le differenze e possono dirti quanto è sicuro poi realmente quell'impianto? Mi viene sempre in aiuto Pareto, su 120. Ok. Pochissimi, ma non necessariamente questo è un problema, nel senso che è chiaro, è un percorso che deve fare, non sono impianti in meno, sono impianti in più domani. Siamo d'accordo? E quindi bisogna investire diciamo così, nelle proprie aziende affinché venga percepito questo fatto che io sono un esperto. E non basta dirlo, bisogna in qualche modo comprovarlo, fare delle attività, investire. Se tu chiedi a un tuo collega, dice ma devo comprare un tassellatore nuovo, ma l'ho comprato buono, Milwaukee, non so, marche di un certo livello, quanto hai speso? Fa 8.000 euro, perché sai, ho bisogno di 3, perché ne so, investo 8.000 euro lì. Gli dici, va da uno di questi che fanno comunicazione, che gli dice: guarda, se lei vuole localmente farsi un po' vedere, capire come funziona il mercato, eccetera, e non usare soltanto l'organico ma la sponsorizzata, deve spendere più o meno quei soldi lì, no? Immaginiamo una piccola azienda che spende 8-10 mila euro l'anno per comunicare. Una volta si facevano le pagine gialle, bello grosso. Sì. Ecco, quindi spendi quei soldi lì, allora 1000 dubbi, ma figurati, ma davvero, io spendo questi soldi, il tassellatore, sai come mi diverto, ecco, cioè, scusa la battuta, No. perdonerai questa cosa, ma io sono convinto che bisogna un po' ribilanciare gli investimenti, perché quello che tu dici è giusto, cioè viviamo il paradosso, no? Nel senso che le normative sono sempre più stringenti ed è sempre più costoso, sottendervi, e dall'altro lato il mercato le percepisce come completamente inutili, perché dice: ma perché devo fare quello? Non è una roba, suona, no? Va bene. Allora, il ladro esperto non disdegna gli impianti di allarme, di cui conosce i limiti e le funzionalità. Se accettiamo questa definizione come vera, allora bisogna entrare nel merito. Entrare nel merito ci vogliono delle conoscenze e ci vuole anche una certa capacità di comunicazione. Io faccio sempre che non è vero che l'installatore non ce l'ha, perché tu hai detto bene prima, o fa finta, no?
perché allora l'utente è delicato, non puoi, ma dice, ma sto qua è venuto qui, pensava di dover proteggere la NASA, no? Quindi è un discorso delicato, non facile da fare, perché l'utente non sa neanche le aste, cioè, già soltanto il fatto che si chiami antifurto e poi non impedisce il furto. Adesso il furto, tu ce l'hai l'antifurto, a me lo vendi, questi nebbiogeni, queste robe qua, quelli sono gli antifurto. Sì. La sirena interna è un antifurto. Sirena interna cosa fai? Ma non la metto. Vabbè, così non serve a niente il sistema. Cioè, capito? Le aste, neanche l'ABC, cioè, è chiaro, abbiamo detto 20%, restante 80% improvvisa, e io difatti lo chiamo il quasi fai da te, perché il mercato del fai da te ha sempre avuto poco successo, diciamo. Nella mia vita precedente io ho anche assistito ad un tentativo in epoche assolutamente non sospette di vendere un sistema completamente fai da te che proteggeva la porta, un oggetto dal punto di vista tecnologico veramente notevole. Ne abbiamo venduti 0. Non siamo falliti perché, diciamo, siamo sempre stati imprenditori previdenti, ecco, parlo della mia famiglia, chiedo scusa, no? Però effettivamente oggi c'è questa variante che è il quasi fai da te, cioè tu comunque, io che sono veramente un cane manualmente, se devo fare un buco con un trapano mi sudo perché ho paura quindi anche lì posizionare bene le cose, metterle bene, hai bisogno di qualcuno che ti aiuti a posizionare queste cose, poi magari si fa tutto da telefonino, quindi insomma non sei proprio esperto, alla fine ti dicono pigia qui e tu quello lo sai fare, no? Pigia qui, viene rosso, basta, no? Tu al rosso passi, fa no, va bene, verde, vai, ecco, finito. Tutto quello che c'è intorno tu non lo conosci, qualcuno ti ha aiutato a posizionare, a vedere, ha messo anche qualcosa magari di serio, uno simil serio, ecco. È tutto un mercato che chiamiamo del quasi fai da te, dove gli asset di un installatore professionista non hanno, cioè è come se tu dici ma cosa vuoi fare? Ma non lo so, voglio andare a mangiare un panino sulla spiaggia, ecco, tu hai voglia di quello, non ti interessa di andare al ristorante gourmet a spendere 200 euro. Non hai scelto questo, sei anche abbastanza consapevole di aver comprato qualcosa che non ti dà l'impressione di essere un sistema di sicurezza per Fort Knox, è qualcosa che ti dà una certa rassicurazione, quindi va bene. Quanto si fa? Mediamente un impianto di furto quanto dura? Tu hai dei dati? Quanto dura? 20, no? 20 anni. 20 anni. Meno 15. Adesso la tecnologia l'ha reso obsoleti più in fretta. Sì. Sì. Sarà sempre più così. Sì, ma io l'ho detto o l'ho scritto e scusa se ti interrompo, ovviamente. No. Apro e chiudo una parentesi abbastanza veloce. Credo in uno dei miei video ho detto non preoccupatevi che a breve gli allarmi andranno di pari passo al vostro smartphone, perché se compriamo apparecchiature fatte in quel modo lì, secondo me le cambieremo a breve. Ma sì, diciamo breve, si tratta di definire questo breve, però adesso c'è l'ennesimo tentativo, so che la Silicon Labs, che è un produttore di silicio, di componenti, ha già annunciato la disponibilità di questo componente che sottende lo standard Matter, che è quello dove il consorzio che si chiama Alliance qualcosa, Connected Home Alliance credo che sia, no? Una cosa del genere, hanno stabilito questo standard dove sostanzialmente lo smartphone è in grado di comunicare con dei border router, cioè quindi quelli che li chiamano tipo gli hub che adesso va di moda, no? Quindi diciamo un border router che comunica con questi device ed è nativamente compatibile con i telefonini, nasce già, l'applicazione non la devi installare.
c'è già nel telefono che gestisce questi oggetti, e il consorzio è fatto con sono Google, Amazon, Apple, ti basta. Basta. Sì. Quindi è l'ennesimo tentativo, non è detto che funzioni, però da un lato è quello il pericolo, no? Questi fatturati che crescono così molto in fretta di aziende che fanno prodotti semplici, così via radio, poco costosi, ma molto performanti, con molta tecnologia dentro, sale molto in fretta e poi, diciamo, nello stesso modo potrebbe scendere molto in fretta per effetto di un cambiamento tecnologico che ne rende meno appetibile l'utilizzo. Ecco, Certo. quindi questa è una progressione. Per il resto, cioè, se uno è vero come è vero, che comunque esistono dei valori, esistono delle conoscenze, come hai detto tu, ci sono tanti ignoranti, cioè c'è molta ignoranza su questo, e allora ben venga a investire money in questa direzione, no? Poi chiaro, il prodotto è uno strumento, cioè, Certo. deve essere fatto in un certo modo. Io dico, e qua apro, faccio lo sponsor, ecco, se i protocolli sono aperti è più facile, se c'è comunque diciamo così un punto di connessione che deve essere ovviamente solido, perché è lì il punto critico, no? Dove dai protocolli di basso livello della rilevazione interna che sottendono a determinate normative legate alla velocità nella risposta dei segnali, che non possono equiparare un sistema di home automation a un sistema d'allarme, no? Diciamo il regolamento dei gesuiti che dice che il controllato e il controllante non possono disporre degli stessi mezzi. Andiamo sul difficile qua. Ecco. Quindi insomma evidentemente rimane tutta quella parte lì. Bisogna secondo me investire un po' di più in quella direzione, formarsi, dare ampio spazio ai giovani ingegneri, soprattutto neolaureati, che lì sono fruttiferi al massimo, no, nei primi anni, perché sai, uno che si mangia dei tomi così, gli fai leggere la nostra normativa e dice ma è finito, basta, non c'è qualcos'altro. Quindi è semplice farli appassionare, e quindi attraverso queste collaborazioni di qualità, ecco, secondo me se ne esce con delle collaborazioni di qualità.